Il giorno del ricordo anche ad Agrigento, cerimonia in prefettura e in questura. Nascondeva arsenale a Licata, arrestato 47enne con lobby delle armi. 35 anni fa iniziava il maxi processo a Palermo che il pool di Falcone e Borsellino avevano istruito per chiudere una delle pagine più bue della storia criminale. Smaltimento acque reflue, definite le procedure d'appalto per il nuovo impianto di depurazione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione, giorno del ricordo anche ad Agrigento per commemorare le vittime delle foibe. Questa mattina in prefettura cerimonia di consegna di una medaglia conferita dal Presidente della Repubblica tramite il prefetto Maria Rita Cocciufa a Salvatore Garlisi, originario di Canicattì, nipote di Angelo Garlisi, una delle vittime delle foibe. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ricorre oggi il giorno del ricordo, istituito con legge 92 del 30 marzo del 2004 per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo dei cittadini italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e la complessa vicenda del confine orientale italiano. Oggi in prefettura al Palazzo del Governo il prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, ha consegnato una medaglia conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria di un cittadino originario di Canicattì, Angelo Garlisi. A ritirare il riconoscimento il nipote Salvatore Garlisi, presente anche il primo cittadino di Canicattì. Questo in qualche modo è un evento che si collega a quello che abbiamo vissuto 2 settimane fa. La giornata della memoria. I fatti storici che si sono realizzati subito alla fine e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che hanno visto protagonisti tanti nostri concittadini, tanti nostri connazionali, vittime innocenti di una persecuzione veramente oggi quasi diremmo senza senso, si collegano in qualche modo a quegli eventi drammatici che hanno riguardato l'Olocausto e lo sterminio di ebrei e non solo di ebrei nei campi nazifascisti e la violenza dell'uomo nei confronti dell'altro uomo. È qualcosa che purtroppo anche oggi si verifica, ecco perché noi abbiamo il dovere di ricordare e trasmettere ai ragazzi e alle giovani generazioni questa cultura del rispetto, della tolleranza. Mi chiamo Salvatore Garlisi, sono il nipote della medaglia d'argento di Garlisi Angelo, morto nelle foibe nel maggio del 1945, che è stato prelevato dalle milizie titine. È stato infobbiato, è stato un periodo tristissimo della nostra storia, come ho detto poco fa al prefetto, cioè perché è stata una resa dei conti gravissima, perché la resa dei conti della scelta del colore politico, che in quel periodo il colore politico era il nero. Ma che cosa c'entrano i bambini con il colore politico? Decine di bambini piccolissimi, il loro colore politico qual è? Se non l'arcobaleno, dei vecchi grandi che non riconoscono più nessun colore. Qual è l'azzurro, qual è il verde, qual è per l'età e per tutte le cose. Tantissimi sacerdoti che sono morti, il colore politico del sacerdote no, i colori abbracciano tutti i sacerdoti, tutti i colori di tutte le persone, bianche, rosse, verdi, azzurri. Settimana scorsa abbiamo ricordato il giorno della memoria, adesso il giorno del ricordo in favore di un nostro concittadino che è stato vittima delle foibe. Purtroppo la linea comune tra il giorno della memoria col giorno del ricordo è proprio i regimi totalitari che hanno rappresentato una macchia nera della nostra storia contro il rispetto dell'umanità, contro il rispetto dell'uomo, ed è corretto, anche se in ritardo, ricordare questi eventi, condannare questi eventi affinché appunto l'uomo non possa ricadere negli errori del passato.
Sempre stamani ad Agrigento la Questura ha commemorato il sacrificio del valoroso funzionario di polizia Giovanni Pallatucci, che ha aiutato a salvare più di 5.000 persone durante la sua permanenza a Fiume prima di essere deportato. Vediamo. Oggi, giorno del ricordo, anche la Polizia di Stato ha voluto celebrarlo ricordandosi di un suo valoroso funzionario, con una cerimonia che si è svolta presso la caserma Angelone di Agrigento. Per l'occasione è stata scoperta una targa ricordo accanto a un albero d'ulivo piantumato. Pallatucci si era speso come valoroso funzionario di polizia. Era originario della provincia di Avellino, fu questore reggente di Fiume e salvò migliaia di ebrei italiani e stranieri, sfidando con coraggio le leggi razziali fino a perdere la vita l'11 febbraio nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau a soli 36 anni. Nel 1955 gli fu conferita la medaglia d'oro alla memoria dall'Unione delle Comunità Ebraiche d'Italia, riconosciuto come giusto tra le nazioni. Nel 1995 ha inoltre ricevuto la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del Presidente della Repubblica Italiana. Per la sua azione nel 2004, già servo di Dio, è stato dichiarato beato dalle gerarchie ecclesiastiche dopo la conclusione del relativo processo di beatificazione. Alla cerimonia oggi erano presenti anche il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il questore Maria Rosa Eraci e numerosi funzionari della polizia. È proprio per non dimenticare che la vita, il coraggio e l'altruismo di Pallatucci devono funzionare da monito ai giovani per consolidare la cultura del rifiuto dell'intolleranza e dell'odio razziale. Lui ci ricorda con la sua azione che dedicò al servizio della libertà e dignità umana e salvò dalla fine estrema 5.000 ebrei, e che spesso quando si è in periodi di dittatura si può anteporre il peso della propria coscienza a quelle che sono l'osservanza delle leggi dettate da una dittatura che chiaramente non tutelano la libertà umana. Quindi a portare ad esempio ai giovani. È un esempio ai giovani, ecco perché non dobbiamo mai dimenticare, e noi siamo orgogliosi come Polizia Italiana perché era un nostro appartenente che ha salvato dalla deportazione e dalla morte 5.000 persone di razza ebraica, e non dobbiamo mai dimenticare il suo sacrificio e dobbiamo ogni giorno ricordarcene per portare a termine, a compimento le nostre azioni, proprio per rispettare la dignità delle razze, delle religioni e quella umana principalmente. Tenta di uccidere il compagno a colpi di martello e con una coltellata al torace dopo aver visto nel telefonino la foto della sua ex fidanzata. I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato una donna di 49 anni per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe scoperto sul telefono del compagno, un uomo di 68 anni, la foto della sua ex compagna. Avrebbe perso il controllo, prima gli insulti e le urla, poi dopo che la figlia della coppia era uscita di casa per andare a scuola, l'aggressione. La donna si è scagliata contro il compagno, prima con un martello con cui l'ha colpito alla testa, poi con un coltello con cui ha mirato al cuore, ma fortunatamente senza successo. La lama di 20 cm lo ha raggiunto di striscio all'emitorace sinistro, senza ledere organi vitali. A nulla sono serviti i tentativi del compagno di spiegare che quella foto era solo il ricordo di una sua vecchia fiamma. La 49enne ha continuato a colpirlo in altre parti del corpo e solo l'intervento di un agente di polizia fuori servizio ha evitato la tragedia. L'agente, dopo averla bloccata, ha atteso l'arrivo dei carabinieri, avvisati dalle telefonate dei vicini di casa, terrorizzati dalle urla che provenivano dall'appartamento. La donna è stata arrestata per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Nascondeva arsenale a Licata, arrestato un artigiano 47enne con lobby delle armi. Arturo Cantella. I carabinieri della sezione operativa del Norme della compagnia di Licata hanno arrestato un licatese della classe 1974 poiché trovato in possesso di un piccolo arsenale comprendente alcune pistole con matricola punzonata. I dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa stamani svoltasi presso il comando provinciale di Agrigento, tenuta dal comandante della compagnia di Licata, capitano Francesco Lucarelli. Sono stati complessivamente 6 i fucili e 7 le pistole ritrovate a casa di un artigiano che le deteneva con tanto di autorizzazione per andare al poligono.
Nell'arsenale c'erano anche pistole illegali, modificate a dovere per renderle ancora più potenti, trovata anche polvere da sparo, cartucce particolarmente modificate per essere più esplosive, cartucce con la punta mozzata. Il Licatese si approssimava anche a modificare le armi, tipo quelle giocattolo, per renderle a tutti gli effetti armi da sparo. I carabinieri di Licata, sempre allerta nel controllo del territorio, si chiedono ovviamente il perché di queste armi. Hanno un collegamento con fatti delittuosi successi nella nostra terra? Per questo saranno trasferite presso il RIS di Messina, un reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri, per vedere e controllare se le stesse sono state usate in qualche delitto. C'erano anche armi con matricola brasa, una pistola lanciarazzi. Complessivamente quindi sono state portate via dal laboratorio dell'artigiano incensurato pistole di calibro 9, 38, 12, 35, 7,65, 6 fucili, 7 pistole, munizionamento vario. Licata è un territorio che è nel nostro cuore, cerchiamo di attenzionarlo a 360 gradi, 365 giorni l'anno. L'attività di oggi nasce da un licatese artigiano classe 74 che era sotto la lente di ingrandimento dei militari della sezione operativa della compagnia di Licata da diversi giorni, il quale aveva l'hobby delle armi, però avevamo capito che probabilmente c'era qualcos'altro oltre alle armi detenute legalmente. Tant'è vero che quando abbiamo fatto la perquisizione e siamo entrati dentro l'abitazione del soggetto, nascoste tra le altre armi detenute legalmente, abbiamo trovato delle armi con matricola punzonata, quindi detenute illegalmente, una pistola lanciarazzi, ovviamente letale per l'uomo e quindi da considerare arma comune da sparo, e un'altra carabina non dichiarata tra le armi in sua dotazione. A questo punto abbiamo proceduto al sequestro di tutto quello che abbiamo trovato e quindi parliamo di numerosi fucili, tra cui fucili a pompa, carabine, pistole e tra l'altro insomma siamo rimasti stupiti dalla capacità e anche dalla pericolosità del soggetto di ricreare munizionamento insomma più che potenziato, tant'è vero che all'interno di alcune di queste armi, di alcuni serbatoi, abbiamo trovato del munizionamento con una potenza di fuoco maggiore rispetto a quella a cui lui era autorizzato. Tra l'altro insomma anche il personale della sezione operativa è stato splendido perché ha fatto un'attività importante che io ci tengo a dire più preventiva che repressiva, in quanto un'arma sequestrata oggi è magari un atto criminale o un pericolo in meno domani su un territorio quale quello di Licata che merita tutte le attenzioni da parte delle forze dell'ordine e di noi carabinieri. La sezione operativa della compagnia di Licata, che mi pregio di comandare, lavora 24 ore su 24 allo scopo di monitorare ciò che succede a Licata. Questo è il risultato, questo di oggi è il risultato di questo lavoro certosino che ci consente di avere il polso del Paese e quindi agire tempestivamente per evitare che le persone possano commettere altri reati. Come si è giustificato? Nulla. Ha detto che le aveva lì e non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione in merito a quello che gli servivano, da dove venivano e tutto il resto. Praticamente niente. Si è trincerato nel silenzio. I carabinieri della tenenza di Favara hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Agrigento 3 favaresi di 43, 50 e 53 anni indagati di truffa, allorché avrebbero pubblicato degli annunci su internet per la vendita di mezzi agricoli, poi ottenuto un acconto non hanno concretizzato alcuna vendita. L'indagine è stata avviata a seguito delle segnalazioni di alcuni soggetti truffati.
Ha provato a sfondare alla guida della sua auto il cancello carrabile della caserma dei carabinieri di Villa Seta d'Agrigento. Su tutte le furie, non appena visto avvicinarsi i carabinieri che di fatto, provando a capire, cercavano di calmarlo, si è scagliato anche contro i militari che sono stati minacciati, spintonati e aggrediti. Uno dei carabinieri ha riportato una lesione a un dito della mano e i medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio gli hanno refertato 20 giorni per una completa, salvo complicazioni, guarigione. L'operaio 51enne, residente proprio a Villa Seta, è stato arrestato. Le ipotesi di reato contestate sono danneggiamento aggravato, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale. Non è chiaro perché l'operaio volesse entrare nella caserma dei carabinieri di Villa Seta. Di fatto, senza alcun motivo, ha provato a sfondare il cancello della caserma prima e poi ha opposto resistenza. Mafia, 35 anni fa iniziava il maxi processo a Palermo che il pool di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino aveva istruito per cercare di chiudere una delle pagine più brutte della nostra storia criminale. C'è il servizio. 35 anni addietro come oggi, un grande giorno e per il riscatto di noi siciliani, ma anche per il riscatto di chi crede a certi valori come la legalità e la giustizia. Iniziava a celebrarsi il maxi processo a Cosa Nostra, alla mafia. Noi abbiamo avuto la fortuna qualche anno addietro di avere ospite presso i nostri studi in Alcamo di Video Sicilia il presidente di quel maxi processo, Alfonso Giordano. Dal punto di vista giornalistico, per un operatore della comunicazione, avere come ospite una figura come Alfonso Giordano è qualcosa davvero per cui essere orgoglioso di aver realizzato qualcosa di interessante, ma anche per fare da cassa di risonanza dopo alcuni anni di ciò che è stato, di come sono stati vissuti quei momenti, soprattutto da lui che aveva l'arduo compito di presiedere quella corte. Davanti a lui sono sfilati, se si può usare questo termine, centinaia di imputati grossi nomi, tra virgolette grossi, del gotha di Cosa Nostra, con alle spalle parecchi crimini, parecchi delitti. È stata la prima volta, credo, nella storia italiana nella quale un processo entrava nelle case di tutti noi telespettatori attraverso le telecamere, quindi eravamo partecipi come se fossimo stati quotidianamente presso l'aula bunker del Lucciardone a Palermo. Al presidente Giordano abbiamo chiesto tante cose, vi dicevo, e quella trasmissione l'abbiamo mandata decine e decine di volte in replica, sempre su Video Sicilia, e quest'oggi la replicheremo ancora una volta. Ma vediamo alcuni passaggi, alcuni estratti di quella trasmissione. Prego. Le posso dire una cosa che è poco nota. Io in un primo momento, magistrato sempre, diciamo, un po' della vecchia maniera, non avevo esultato quando avevo saputo che doveva esserci la televisione italiana, ma quando cominciai a leggere e vedere questa città di Palermo che io avevo sempre visto in un certo modo, molto diverso da quello che appariva, perché sembrava veramente una città grondante sangue. Mi resi conto che invece la possibilità di aprire al mondo dell'informazione la conoscenza di un processo di questo genere fosse una necessità e una cosa ottima. Gli abbiamo chiesto anche qualche episodio curioso, qualche cosa di inaspettato che si veniva a verificare in quell'aula bunker, come per esempio quando Michele Greco, il cosiddetto Papa di Cosa Nostra, augurò loro la pace. Seguiamolo questo particolare. Presidente, si ricorda quella frase del cosiddetto Papa quando le augurò la pace e la serenità nel giudicare? Sì, quando lui parlò, tutti noi, non solo io, ma tutti noi, diciamo, della Corte, compreso il giudice, come a dire... no, abbiamo capito che si trattava di una cosa che lui si atteneva, era molto vicino al personaggio che lui voleva rappresentare, perché effettivamente era un uomo di potere nel suo ambiente di quegli anni. Sì, però non voleva dimostrarlo, però non voleva rinunziare alla sua carica
Infatti aveva tirato fuori una frase con cui lui voleva discolparsi, ma che queste imputazioni non si confacevano alla sua dignità. E non potevamo chiudere senza chiedergli allora al presidente Alfonso Giordano la pericolosità di quegli attimi che viveva lui, tutta la squadra del maxi processo giudicante, ma soprattutto l'ambito familiare. La figura del magistrato non è stata mai una figura simpatica, specialmente al popolo siciliano, diciamolo pure, perché ovviamente il popolo siciliano, il popolo di 20 stirpi, ovviamente ne aveva visto di cotte crude. Di cotte crude. Eppure il fatto che questa gente mi stringe la mano, mi saluta, ma lei è il giudice Giordano, cioè, questo mi succede continuamente ormai. Ho visto che sostanzialmente anche oggi io vengo additato dai palermitani, dai miei concittadini, con simpatia e anche un pochino d'affetto. La maggiore difficoltà è stata sicuramente era data dall'amore del processo, dalle imputazioni gravissime e dalla necessità di acquisire le prove. Da operatore della comunicazione, da direttore di questa importante emittente televisiva siciliana, voglio dire un grazie a tutti loro che si sono prese davvero sulle proprie spalle questo arduo compito, questo peso di celebrare qualcosa che verrà consegnato, è già stato consegnato a noi, alla storia e alla storia di coloro che arriveranno dopo di noi, ma soprattutto permettetemi di ricordare e dire grazie al famoso pool antimafia e a quelle due figure importanti che sono stati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, tutti gli agenti di scorta, non sto qui ad elencarle ad uno. Grazie di cuore. Un primo passo in avanti è stato compiuto per il miglioramento dello smaltimento delle acque fognarie di Agrigento. Invitalia ha definito le procedure d'appalto e assegnato in via definitiva i lavori per il nuovo impianto di depurazione al servizio della fascia costiera di Agrigento del comune di Favara. Ad aggiudicarsi la gara con l'importo di 14.500.000 euro è stata l'ATI, formata da 3 aziende, 2 di Forlì e 1 di Roma. E sempre Invitalia sta completando i controlli per l'assegnazione dei lavori per la realizzazione della fognatura nella zona di Cannatello Zingarello. Finalmente, afferma il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, si risolve l'annoso problema della depurazione di buona parte della città, con ricadute positive sui cittadini, sul turismo e sul nostro mare, che sarà sempre più pulito ed accogliente. Oggi finalmente, dopo 2 anni di battaglie ed esposti da parte di Mare Amico, la Procura, la Capitaneria di Porto e il Demanio hanno autorizzato la proprietà ad eliminare i resti del chiosco Baraonda che inquinavano e danneggiavano paesaggisticamente la spiaggia delle dune a San Leone. Lo annuncia in una nota l'associazione ambientalista Mare Amico. Tradizioni linguistiche, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè incontra l'Accademia Siciliana. Vediamo. Un popolo diventa povero e servo quando ci arroba una lingua. Queste le parole che diceva il grande poeta siciliano Giovanni Buttitta. Per valorizzare la lingua siciliana, le nostre origini e per non fare disperdere i nostri valori, questi gli obiettivi dell'Accademia della Lingua Siciliana, che ieri con i suoi rappresentanti hanno incontrato il sindaco della città Francesco Miccichè. Tregor Russo, Vittoria Gro, Giovanni Cumbo, Sorin Di Francesco, Giovanni Montalbano, Rita Monella hanno voluto coinvolgere ed informare delle iniziative legate proprio alla diffusione della grammatica, delle origini siciliane. La lingua è un fattore basilare, la matrice della libertà e dell'indipendenza, del riscatto sociale ed economico di un popolo. Tante le iniziative in cantiere illustrate dai rappresentanti dell'Accademia al primo cittadino, da realizzare ovviamente dopo questa ondata di Covid-19, tra questi anche un convegno sulla lingua siciliana, varie iniziative culturali che hanno come obiettivo proprio quello di non fare disperdere le nostre tradizioni anche linguistiche. Sì, oggi sono qui con gli esponenti dell'Accademia, il Presidente, i vari professori. Naturalmente mi ha colpito tanto la loro preparazione, la loro competenza, la loro voglia di portare avanti questa idea
proprio qui ad Agrigento che deve diventare la culla della nostra cultura siciliana. Importantissimo è lo studio della lingua siciliana che ha delle origini molto antiche, si parla addirittura dalla Magna Grecia fino ai tempi d'oggi, con varie anche dominazioni che si sono susseguite e quindi che hanno dato mutamenti e cadenze alla nostra lingua, però è sempre importante coagulare lingua e cultura. Se valorizziamo la lingua si valorizza la cultura e viceversa, quindi secondo me è una cosa fondamentale questo che questi ragazzi, questi professori, queste competenze stanno portando avanti. Finalmente oggi si è costituita l'Accademia della Lingua Siciliana, uno dei principali fondatori, il professore Zamputo, che oggi non c'è, e oggi vuole essere un inizio proprio di portare lo studio della lingua siciliana, le nostre tradizioni. Questo è un punto di inizio, con gli amici giustamente ci stiamo cimentando appunto nello studio della lingua siciliana per farne, come si suol dire, un punto di inizio per studiare la tradizione, la lingua, dare, come si suol dire, uno stile univoco in tutta la nostra terra, quindi vedere un pochettino di creare appunto dei corsi di lingua siciliana dal primo livello, secondo livello, quindi con l'ausilio e l'aiuto di professori universitari, insegnanti e quant'altri vorranno darci una mano d'aiuto. Ecco, anche tu presente qui hai anche donato un libro al sindaco per questo momento importante. Sì, oggi è stato un giorno importante, sono stato invitato dal sindaco di Agrigento dove ho dato un omaggio della mia seconda opera letteraria, che è il libro che ho scritto l'anno scorso, uscito in tutta Europa, che si chiama Le rintoccate senza sopiti, che tratta di amore e psicanalisi, un momento particolare dove ho parlato anche di questo momento che tratta purtroppo la pandemia. E oggi qui assieme con l'Accademia Lingua Siciliana, che mi hanno dato l'onore di diventare il loro docente universitario di questa bellissima opportunità che si parlerà della lingua siciliana in questa accademia che nasce da Agrigento, che poi creerà dei corsi per tutta la Sicilia e mi vedrà coinvolto per poter dare un contributo per quanto concerne l'arte e la cultura della nostra Sicilia. Nell'era della pandemia si sono generati due fenomeni strettamente collegati tra loro, infodemia e comdemia. Si tratta di fenomeni figli anche del diffondersi delle fake news che rischiano di causare danni contro i quali non c'è di certo un vaccino. Il servizio. Si è riunita nei giorni scorsi a Messina la 7ª commissione consiliare, presieduta dal consigliere Placido Bramanti. Alla presenza del professore Marco Centorrino, docente di sociologia e processi culturali e comunicativi all'Università di Messina, e di alcuni giornalisti, sono stati analizzati gli eccessi di informazione e comunicazione e di attori protagonisti e non nella pandemia da Covid-19, quando la confusione e l'allarmismo prevalgono sul contagio. Insieme al Covid-19, è stato evidenziato dai relatori, circolano altri due tipi di virus, infodemia e comdemia. La prima è la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento. La seconda vede una sovrabbondanza di attori che vogliono accreditarsi all'interno dei meccanismi di comunicazione pubblica istituzionale. Infodemia, condemia significa un'orgia di informazioni, una buffata di attori, un misto di protagonisti in un momento in cui piuttosto che confusione ci deve essere chiarezza. La gente ha bisogno di informazioni utili, di sapersi orientare e regolare. Siamo in un'emergenza mondiale che a secondo i vari strati sociali ed economici ha una visione e una comprensione differenziata. Cerchiamo di riflettere su questo perché è un danno non poter comunicare, fare preoccupare e isolare le persone creando una instabilità psichica e sociale. Questo è il momento di riflessione che insieme agli esperti abbiamo sottoposto alla valutazione dell'amministrazione e che speriamo possa dare a tutti, istituzioni e non, la giusta interpretazione del momento. L'audizione di oggi in Commissione ha dato l'opportunità di ribadire come il profilo della comunicazione pubblica e il profilo della comunicazione politica debbano essere in un momento come questo più che mai opportunamente separati. L'interesse della collettività
al di là di quelle che sono le legittime motivazioni politiche, deve comunque essere tutelato attraverso un'informazione pubblica che va indirizzata verso la tutela, verso le misure di contenimento e, in assoluta sintesi, verso l'obiettivo di non fare innanzitutto ammalare le persone di fronte a quest'ondata pandemica. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Casi Covid nelle case di riposo. Nasce USCA dedicata a Messina per ispezioni e controlli. I dettagli nel servizio. È stato istituito a Messina l'USCA Case di Riposo. La decisione è stata presa dal commissario dell'ufficio emergenza Covid di Messina, Marzia Furnari, in considerazione del frequente riscontro di positività al virus Covid-19 delle persone ospitate all'interno delle case di riposo e delle comunità alloggio, e alla luce anche dell'analisi positiva delle attività e dei risultati fino ad oggi conseguiti dalla Commissione Ispezione Case di Riposo. Il team USCA Case di Riposo, oltre ad occuparsi delle attività di risposta alle chiamate in caso di necessità da parte delle case di riposo, svolgerà anche altri importanti compiti. È partita oggi una novità, ovvero l'istituzione dell'USCA Case di Riposo. È un'USCA che ha delle particolarità rispetto alle altre, ma che fa da sintesi tra le professionalità dedicate in atto alle USCA per quelle che sono le attività di controllo ai cittadini e la peculiarità che hanno invece i team case di riposo, che sono più dedicati appunto a questa categoria di soggetti che sono ospiti di case di riposo e di comunità alloggio. La caratteristica è che questo team, questa USCA case di riposo sarà disponibile anche nei giorni festivi, ed è un team dedicato, cioè un team fisso che proprio è attribuito a questa USCA. Avrà anche un numero di telefono a cui potranno rispondere e oltre ai medici che saranno dedicati a queste attività saranno presenti anche degli psicologi per quello che serve come supporto non soltanto agli ospiti delle case di riposo, ma anche ai familiari, ai congiunti, a coloro che si prendono cura di questi soggetti fuori dal momento, diciamo, della degenza. Iniziativa dell'assessorato regionale alla salute che i primi di novembre ha emanato una direttiva per eseguire queste ispezioni nelle case di riposo che servissero a fare una fotografia dello stato delle case di riposo in generale, ma con particolare attenzione, data la pandemia Covid, di procedere all'azione di tamponamento dei degenti delle case di riposo stesse. Di conseguenza la funzione di questo team è quella di andare a verificare con delle squadre composte da medici e da tecnici della prevenzione lo stato di salute e di benessere o, fra virgolette, malessere che vivono queste persone che sono ospitate in queste strutture. Andiamo a Palermo. Il Consiglio Comunale boccia la variante grande e migliore, non dà la possibilità ai futuri acquirenti di completare il parcheggio. L'ex Megastore non potrà essere venduto insieme con il parcheggio realizzato all'80% prima del fallimento. Adesso ci sarà un altro ecomostro destinato a rimanere incompleto e in stato di abbandono. Vediamo. Io sono veramente indignata perché contavamo molto sul senso di responsabilità del Consiglio Comunale. È inspiegabile perché proprio il Consiglio Comunale ha autorizzato questo piano urbanistico. Chiaro, ieri era semplicemente la discussione legata al fatto che andava fatto l'atto aggiuntivo per autorizzare la curatela fallimentare a far sì che l'immobile potesse essere appetibile in quanto corredato della opportuna documentazione per far sì che chi si fosse aggiudicato il bene avrebbe avuto già in mano le carte per poter definire le opere incompiute.
chiaro? Perché altrimenti parliamo di una scatola enorme vuota che rischia di restare un ecomostro. Io la definisco così. Quindi passerella sì, passerella no. Il comune le aveva autorizzato le passerelle, era da definire i lavori. Che succede? Se il bene venisse venduto a una cifra importante, con una base d'asta importante, perché appunto ha la documentazione a corredo, giusto? Cosa succederebbe? Cosa sarebbe successo? Mi auguro esatto. Che potrebbe succedere che il prezzo, essendo elevato, quindi tolte le spese, i debiti con l'erario, bla 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 bla, i lavoratori che avanzano un sacco di soldi dalla Grande Migliore fallita avrebbero potuto trovare ristoro in quanto ci sono delle cifre importanti. Adesso come recuperare questo vulnus? Io mi auguro che la curatela non abbandoni la questione e la porti avanti in tutte le sedi, facendo ricorsi, facendo tutto quello che può fare, perché è stato un atto di assoluta irresponsabilità da parte del Consiglio Comunale. Mi dispiace dire questo, ma la penso così. Le astensioni, cioè tutto quello che è avvenuto, mi dispiace, perché poi fra l'altro si vede che c'è una spaccatura netta, 13, c'è una spaccatura netta. Non vorrei che per beghe politiche interne al Consiglio Comunale i lavoratori del Grande Migliore ne facciano le spese, ma non sono solo i lavoratori del Grande Migliore, è la collettività. Calcio, riprendono a marzo i campionati di promozione ed eccellenza. Carmelo Lentini. Il plenum del direttivo regionale, presieduto dal dottor Sandro Morgana ed alla presenza del vicepresidente per l'area sud, ingegnere Santino Lopresti, allargato ai rappresentanti degli allenatori, in questo caso il giarrese José Sorbello, che è debuttante nella carica, e dei calciatori, hanno approvato il progetto per la ripresa dei campionati siciliani di calcio 2020-2021. Il progetto prevede che, non appena emanato il decreto ministeriale del prossimo 5 marzo, verranno convocate le società di eccellenza e Serie D di calcio a 5 per informarle che entro lo stesso mese si ripartirà con i restanti 10 turni del girone di andata. Dopodiché si passerà ai play-off tra le prime 8 della classifica e ai play-out tra le altre 8 formazioni di coda. Tutto ciò avverrà ad eliminazione diretta in gara unica al fine di determinare le squadre promosse e quelle retrocesse. In ogni partita comunque le società dovranno attenersi alle norme anti-Covid, ma sono già stati varati una convenzione con un ente specifico ed un piano di contribuzione che allevi i costi. In Casaca ragazzi non si aspetta altro che ritornare a giocare e i calciatori che continuano ad allenarsi nelle proprie sedi di residenza scalpitano per un pronto ritorno all'Esseneto. Ricordiamo che la compagine dei Templi del tecnico Francesco Di Gaetano deve recuperare una gara di campionato con il CUS Palermo e in caso di esito positivo balzerebbe in vetta alla classifica. Infine un grave lutto ha colpito la famiglia dell'ex presidente dell'Acragas Silvio Alessi. È deceduto il papà Vittorio, 84 anni, molto conosciuto ad Agrigento. La redazione di Televisione Agrigento si unisce al dolore degli amici Silvio e Marco. I funerali si terranno giovedì prossimo, 11 febbraio alle 15, presso la chiesa di San Vito ad Agrigento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.